Buongiorno cari amici e benvenuti anche oggi a una piccola live splash del vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo di quei personaggi istruiti, eruditi, colti, che hanno magari un paio di lauree, un paio di master, che girano su internet e con il classico copia e incolla mentale, perché magari hanno letto qualche pagina in più di altri, di qualche grande guru, spacciano a 150 euro a biglietto delle verità, come si suol dire, non dico rattoppate, raffazzate, insomma, un po' truccate, ma diciamo delle verità un pochettino che lasciano il tempo che trovano. Perché questo? Perché mi duole dirlo, ma ascoltavo un personaggio famoso, gettonato, che ha scritto molti libri, che diceva, cari miei, dovete lasciare stare i sentimenti, ma dovete cercare il gelo dentro di voi per poter crescere, no? Il concetto era questo, il succo era questo, e diceva anche dovete fare le pulizie a casa se sentite che vi trovate giù, insomma, vi dovete muovere un po'. Allora, perché uno spende 150 euro per sentire queste pelle di saggezza? E poi chiaramente parlava per 2 ore in questo seminario e quindi è chiaro che ne diceva tante. Ma quello che il vostro marietto vi vuole dire è che l'80% delle persone vuole crearsi una famiglia e le famiglie sono composte di marito, di moglie, magari se c'è a casa la suocera, perché oggigiorno si sta tornando un po' come il periodo di 60 anni, 70 anni fa, che si viveva in case coloniche, oggi si possono vivere anche in appartamenti colonici, e poi magari nasce un figlio, due figli. E questi discorsi del fatto che la gente deve centrare se stesso, lasciare stare i sentimenti, va bene per le persone che hanno sempre il frigo pieno e non devono trovare un ingegnarsi per arrivare a metà del mese, cioè praticamente aprono il frigo e trovano tutto lì. Ma per tutto il resto, il 99% della popolazione italiana, almeno per quelli che conosco io, che devono alzarsi la mattina e inventarsi per poter portare a casa la pagnotta, chiaramente spende 150 euro per sentire questi santoni, questi guru, no? Che parlano come se stessero parlando a dei miliardari, la cosa non va bene. Non va bene perché le persone devono capire che il segreto fondamentale per far crescere una famiglia non è tanto che il padre abbia le Converse o abbia il Porsche parcheggiato nel garage, ma che abbia dei figli, no, che siano in gamba, che crescano, che siano virtuosi in ogni campo in cui loro entrano in scena. Ma questo avviene solamente se il padre e la madre insieme lavorano duro e quando dico duro non con il fioretto, ma anche con la mazza alcune volte, perché bisogna, è un senso metaforico chiaramente questo, bisogna in un certo senso essere duri in alcuni momenti. Certo che se uno va a spendere 150 euro per sentire poi uno che gli dice che non devi usare i sentimenti, non devi essere aggressivo, devi essere gelido per poter crescere, penso che una persona gelida in famiglia non dica molto ai propri figli. In famiglia bisogna essere energici quando bisogna prendersi la responsabilità di far crescere i figli. Quindi a tutte quelle persone che sono felici di spendere 150 euro per sentire una persona che fa copia e incolla di alcuni concetti della serie un orologio rotto 2 volte al giorno ha ragione, il vostro marietto veneziano è contenta per loro che abbiano questo tempo da perdere, ma il marietto veneziano vi dice che dal cielo non viene giù nulla gratis. Se avete una famiglia e il 90% delle persone in Italia molto probabilmente vuole costruirsi una famiglia,
bisogna capire che il punto forte di una famiglia sono i figli, non è il papà e la mamma, sono i figli, quindi bisogna lavorare, avere un piano, una strategia per farli crescere. E per farli crescere bisogna anche, alcune volte, ma non sempre, essere piuttosto rigidi, piuttosto duri, perché così a 35-40 anni saranno dei ragazzi felici. Altrimenti, se continuate sempre ad avere una certa tolleranza, a una certa, come si suol dire, lassismo verso i vostri figli e li parcheggiate davanti alla PS4, è chiaro che un giorno loro, non dico che si rivolteranno contro, ma chiaramente raccoglierete poi quello che avete seminato e sarà un brutto risveglio. Quindi, poi è chiaro che il mio lavoro, il lavoro della Hilde, è la magia e quindi si possono portare dei correttivi a persone che magari sono state addestrate, istruite male o hanno seguito un periodo delle onde sbagliate. E questo è compito della magia e dell'esoterismo, ma a tutte quelle persone che non sono neanche nostri clienti, magari però ci seguono, il vostro maledetto dice che dal cielo non viene giù nulla gratis, di lasciare stare questi santoni che pontificano metodi mirabolanti quando nella realtà più cresce il figlio in una famiglia, più crescono i genitori. Gurdjieff lo spiegava con i discepoli: più i discepoli di un maestro crescono e più il maestro viene innalzato. Meno i discepoli crescono, meno il maestro si innalza. È la stessa cosa, la stessa equazione è in una famiglia. Più i figli crescono virtuosi, forti, potenti, istruiti, più i genitori di riflesso, non chiedetemi per quale meccanismo eterico, crescono e si puliscono e si rinforzano il canone. Quindi, cari amici, attenzione a tutti questi pifferai magici, no? Da 150 € a seduta, che vi dicono due o tre cose giuste come gli orologi rotti, no? E poi dopo vi indottrinano con articoli di New Age a basso prezzo, squallore. Nella realtà, cari amici, se voi istruite e addestrate bene i vostri figli, indirettamente state crescendo spiritualmente anche voi. Più voi li parcheggiate davanti alla PS4, più voi li lasciate in un limbo fatto di menefreghismo, più voi chiaramente siete trasportati in basso e a livello karmico poi chiaramente nulla è gratis, c'è un prezzo da pagare. Noi, come il Degara Magnetro Veneziano, lo sapete che siamo sempre pronti a dare una mano tramite consulta a pagamento. Se volete dei consigli o attivare delle strategie di difesa, di crescita e via dicendo, noi siamo sempre pronti. Però attenzione, cari miei, che sul web ci sono tanti pifferai magici che le raccontano di tutti i colori. E vi ricordo sempre, come diceva Gurdjieff, più i discepoli crescono, più cresce il maestro. Più i figli crescono, più crescono i genitori. Quando voi vedete in giro dei figli che non crescono, anche i genitori stanno scendendo. Grazie e alla prossima, ciao.